C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici, ci troviamo in via 24 maggio tra Piazza Vittoria e Piazza Loggia e qui, proprio qui vicino a me, lo vedete, è il Palazzo delle Poste e sul lato del Palazzo delle Poste c'è un'antica casa, date un'occhiata. Tutte le persone che abitavano nel quartiere delle Pescherie, circa 2400, con, pensate, 250 attività commerciali, vennero sfrattate dai fascisti e furono costrette a trasferirsi nella zona Oltremella, nel quartiere San Vincenzo, a sud di Colle Beato, dove vennero assistiti da Don Wender, il cappellano degli sfrattati. In realtà, come potete vedere, una casa è sopravvissuta perché era stata affrescata esternamente da un pittore, probabilmente Lattanzio Gambara. Era una casa nobilitata, cioè la casa di un mercante arricchito che per mostrare il nuovo status acquisito faceva dipingere la propria abitazione all'esterno e non all'interno come i veri nobili. La casa fu al centro di una serie di dibattiti tra i prefetti fascisti locali e le sovrintendenze alle belle arti che alla fine la spuntarono. La casa non fu demolita ma fu inglobata all'interno del Palazzo delle Poste. Vediamo chi conosce questo detto popolare. Cerca fred, zo per la schiena. Giù per la schiena, che va giù di vigia. Quindi Allora fa freddo. è una cosa bella. No, non è una cosa bella. Con che ti butta sull'acqua? No, cerca il freddo. Ma butti l'acqua dove? Nella schiena? Ma certo. Non so cosa voglio dire, butta il freddo. Me lo dica lei cosa vuol dire. Dai. Mazza, guarda quanto ride la moglie, che c'è da ridere? Mi fa ridere. Ma faccio ridere io o il marito? No, lei. Cerca il fred, zo per la schiena. Cerca il fred, zo per la schiena. Cercare il freddo giù per la schiena. Cosa dici? Metaforicamente cosa potrebbe significare? Non saprei, forse qualcosa, cercarsi dei problemi, Il fred zo per la schiena non è una cosa simpatica, no? Assolutamente, difatti questo, cioè, se uno lo traduce in italiano, complicarsi, può essere, sì. Cosa? complicarsi la vita. Sì! Sì, ottimo. E sono fastidi che vai a cercarti e non dovresti andare a cercarteli. Lei non ha cercato noi, siamo stati noi a trovare lei, eh? Beh, veramente ci siamo incrociati e allora... Vuol dire mettersi in una situazione piuttosto difficile, delicata e è come un po' cercare il freddo nel letto, insomma, e mettersi in una situazione difficile e poi dopo far fatica anche ad uscire. Dovrebbero dare la laurea e honoris causa. Io grazie di laurea ne ho 2. Lo vedi? Cerca il fred, zo per la schiena. Andrà a cercare dei guai. Vuol dire cercare È carino. freddo per la schiena. È una cosa bella il freddo per la schiena. Non mi sembra. Da quello che posso capire non mi sembra. Cerca il fred, zo per la schiena. Cerca il freddo per la schiena. Cerca il freddo per la schiena. Che vuol dire? Che significa? Che ci sarà mia. Adesso quando ci fa il pulmino. Signore, buongiorno. Salve signora, abbiamo bisogno del dialetto bresciano, come ve la cavate? Siamo bresciani e nessuna delle due. Mi spiace. Com'è? Gorgota da dir? No, gorgota da dir. Niente. Ma lei va a ripetizioni di dialetto bresciano. Ma io sono qui da 60 anni a Brescia. Sono veronese di nascita, però sono col gruppo bresciano e mi sono preso il vocabolario di bresciano. Hai capito? Bene, grazie. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Cerca il fred, zo per la schiena. Era abbastanza facile. Cercare fastidi inutili, eh? Voi, amici, non cercate fastidi inutili. Restate sempre qui su Teletutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!